Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Serravalle di Vittorio Veneto per fare un percorso molto spettacolare e panoramico, la costa di Serravalle. Si parte proprio dal centro di Serravalle e si comincia a salire per via Sant'Augusta, perché il nostro primo obiettivo è il santuario di Sant'Augusta. Saliremo prima per una scalinata e poi per un ciottolato storico.
Questo tratto che stiamo percorrendo in salita è l'ultima parte dell'Altavia numero 6 dei Silenzi che termina proprio a Vittorio Veneto. Siamo arrivati al Sacrario di Sant'Augusta e da qui comincia la costa di Serravalle vera e propria. Il posto è estremamente panoramico e lo sarà ancora di più quando cominceremo a salire. Questo percorso è il numero 980 del CAI, l'Altavia numero 6, il sentiero europeo E7 e anche il percorso Treviso 1, un po' di tutto. Un bello strappetto ci ha portati qui in questo posto che si chiama Turris Nigra. Siamo arrivati a circa metà della costa di Serravalle. Qui c'è un cartello che ci avverte che andando sempre dritti si arriva anche al Monte Pizzoc. Noi ci fermeremo molto prima, ma arriveremo alle ex cave. Siamo arrivati verso la fine della costa di Serravalle e qui improvvisamente il panorama verso sud si apre in maniera meravigliosa. Bene,
siamo praticamente arrivati al termine della costa di Serravalle e qui c'è un bivio con i due cartelli. A sinistra continua il 990 che va fino al Monte Pizzocco. Noi invece andiamo a destra e arriveremo al paese di Sonego. Eccoci arrivati in località Le Briglie. Più sotto, qui a pochi minuti, c'è il paesino di Sonego. Qui termina anche la parte sentieristica della nostra gita di oggi, perché adesso è tutta una strada asfaltata, pochissimo trafficata, che ci farà tornare esattamente al punto di partenza. Eccoci qui, adesso noi siamo arrivati a Cisère, abbiamo deciso di deviare a sinistra perché facciamo più presto. Qui è segnato Grotte del Caglieron e anche il castello non le visiteremo, taglieremo e arriveremo a un altro punto rispetto a quello da cui siamo partiti a Vittorio Veneto, ma questa è molto più veloce. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.